Cristiane Pasino Pigoli, allora dopo aver lavorato tantissimo finalmente siamo pronti a partire, ma comunque il tempo non vi dà soddisfazione quest'anno? Purtroppo quest'anno sta andando così, ha tenuto fino adesso e adesso non tiene più, quindi cosa dire, ci dispiace, stiamo cercando di fare il possibile per sistemare le cose qua sul Rockall. Vediamo, adesso facciamo il giro di lancio e poi vediamo cosa fare, perché se teneva un attimo si poteva fare qualcosa di diverso, però così la vedo molto dura. Comunque niente, ormai la gara parte sicuramente e poi speriamo in bene, dai. Ma speriamo in bene. Allora, quanto avete lavorato quest'anno? Perché quest'anno, ragazzi, avete lavorato tantissimo per questa gara. Abbiamo iniziato a preparare il percorso a fine aprile, sperando fino all'ultimo che tenesse il tempo. Abbiamo preparato in settimana le varie scorciatoie per togliere gli eventuali pericoli. Poi d'altronde è una gara di mountain bike, non si può togliere tutto, quindi un po' di rischi bisogna prenderseli. Il fatto che tu sei in partenza comunque la dice lunga. Chi vuol fare mountain bike sa che deve affrontare anche queste insidie. Sì, d'altronde tutti domani andiamo a lavorare, però lo sai che questo sport è così. Se uno prende una scelta di venire a correre, lo sai che lo metti in conto. Lo sport è anche passione ed è divertimento, ma in fondo ci si può divertire con le dovute cautele anche in un tempo così. Speriamo di riuscirci, perché adesso io sinceramente non è che mi stia divertendo proprio tanto. Faccio il possibile, vediamo. Allora l'importante è che il tempo adesso si è messo male, l'importante è che la gara vada per il meglio, che finisca per il meglio, che vada tutto bene, che più che altro che non si faccia male a nessuno. Poi ci divertiremo sicuramente, poi più tardi al ristoro tutto il resto. Dobbiamo soffrire quell'ora e mezza, l'ora e tre quarti intanto che fanno la gara e poi vediamo, dai, come andrà a finire, dai, d'altronde cosa vuoi fare? Diversamente non possiamo più fare. Terza data del Franciacorta Olio Cup, come sta andando il circuito? Il circuito sta andando benissimo, perché adesso non ho ancora rilevato i numeri, però ieri sera eravamo già a 2.35, qualcuno stamattina, allora avevamo previsto, avevamo pensato 250, se arriviamo a 250 noi siamo contentissimi, nel senso abbiamo 200 abbonati, quindi col tempo così tutta settimana non è che puoi pretendere chissà che cosa, quindi se siamo arrivati a 250 siamo non contenti di più ancora, quindi va bene così. Allora, quindi un grazie ai due meravigliosi organizzatori di questa avventura e in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Grazie a tutti voi. Crepi il lupo. L'abbiamo già mangiato.
Fabio Pasquali sotto un ombrello, come mai? È umida oggi? Sì, è il primo giorno che piove, dai, no, a parte gli scherzi. Gara si sapeva che oggi avrebbe piovuto, quindi gara super bagnata, infangata, però è andata bene. C'è stata differenza da subito e io ho cercato di fare la differenza già al primo giro e sono riuscito nel secondo ad andare via da solo. Hanno fatto alcune modifiche al percorso e meno male, direi. Sì, è stato bravo Pasino e l'organizzazione a decidere, perché c'erano dei tratti che erano impraticabili con l'acqua. Si rischiava, bisognava pensare a tutti, chi è davanti, chi è dietro, quindi decisione giusta. Ci tenevo a fare una dedica a Bruno Sogliani, io sono stato con lui 8 anni alla Pennelli Cinghiale ed è venuto a mancare questa settimana. Un grande presidente a livello sportivo e una grande persona a livello umano, quindi la dedico a lui. Allora Cristian, siamo con Cristian Rizzotto, secondo assoluto qui a Cazzago San Martino. Com'è andata oggi? Ma è andata bene, speravo non piovesse, in realtà è venuta giù tutta quando siamo partiti, però è andata bene, il percorso è bello, peccato che ho dovuto accorciarlo per il tempo, però bello, è venuto bello. Eravate in due, l'inseguimento di Pasquali, non c'è proprio stato niente da fare? No, abbiamo provato al primo giro, era lì a poco, poi ha un altro passo, è più forte, quindi è andato via. Dove ti vedremo domenica? Non lo so, penso sabato alla Francigena, se non piove, perché ho già dato oggi. Siamo con Michele Cattina, terzo assoluto qui a Cazzago San Martino, Barco di Cazzago San Martino. Com'è stata oggi? Ma sicuramente oggi il meteo non è che ci ha aiutato molto, però grazie all'organizzazione di Pasino e di suo figlio siamo riusciti a portare a termine una gara comunque molto tirata subito dall'inizio. Fabio e Cristian Rizzotto con Baretto hanno provato subito un'accelerata, siamo stati in 5 e poi si sono staccati. Fabio naturalmente comunque, che ha una marcia in più, un grande atleta, ha accelerato. Io sono rimasto con Cristian Rizzotto, ci siamo un po' alternati, siamo arrivati qua appaiati e giustamente l'ho fatto, si meritava la seconda posizione e così è andata. Sono molto contento perché comunque arrivare sempre a fine gara senza farsi male è già un buon risultato, un terzo assoluto meglio ancora. Hanno fatto alcune modifiche al tracciato, secondo te com'è stata? Beh, sicuramente in corso d'opera non sono decisioni facili da prendere, però sicuramente Pasino ha preso la decisione migliore anche col fatto di accorciare un giro, perché sarebbe divenuta molto lunga anche l'incolumità dei corridori. Sappiamo che siamo amatori, domani tra virgolette dobbiamo andare a lavorare, quindi concordo con quello che ha fatto. Prossima gara? Prossima gara non lo so, vediamo, non sono uno che pianifica, vedo di domenica in domenica. Enzo Gnani qui a Trofeo Roccol, quarto assoluto, primo di categoria. Che gara è stata oggi? Ma sì, è stata una gara abbastanza difficile, direi, nonostante siamo in pianura c'è stato parecchio da guidare, le condizioni meteo ci hanno trasformato il percorso rispetto all'anno scorso, che era divertentissimo con l'asciutto. Completamente l'opposto, insomma, c'era parecchio da guidare, terreno pesante. Comunque è stata una buona gara, hanno tolto un giro, ma penso che comunque sia stata una scelta giusta. Ne ha fatto un'ora e un quarto di gara, quindi penso proprio sia giusta. Niente, la mia gara, diciamo, sono contento del risultato, nonostante la settimana di influenza che ho avuto. Sono venuto fuori nel finale, ho tribulato la partenza, però sono uscito nel finale. Nonostante la pioggia e il brutto tempo, ancora parecchia gente qui a Barco di Cazzago. Sì, direi che è un circuito molto battagliato, che sta prendendo piede parecchio. E forse abbiamo capito che gare semplici possono, diciamo, partecipare anche i meno esperti, quelli che hanno voglia di divertirsi. Ben venga, speriamo che sia così, che la mountain bike crei ancora qualcosa anche qua nel Bresciano, insomma. Allora finalmente una gara senza polvere. Se c'era anche un pochino di polvere oggi non era male, dai. Comunque per fortuna che siamo riusciti a finire la gara. Pasino è stato bravo a fare delle modifiche per salvare la gara, sennò era veramente dura oggi, percorso al limite. Allora Pasino è stato bravissimo a modificare il percorso. Sì, ha fatto quello che andava fatto per riuscire a portare a termine la gara, sennò era proprio difficile oggi la gara. Con le modifiche che gli ha fatto all'ultimo momento, proprio, anzi durante la gara addirittura, è riuscito a salvare una gara che sennò era a rischio annullamento, perché con quelle condizioni qua, con i terreni che si ritrovava, mi spiace, non abbiamo potuto fare l'originale perché
con tutto il tempo che ci ha dedicato su quel roccolo lì, lui però dai, è stato bravo, ha salvato la gara, almeno nessuno si è fatto male, l'importante è quello. Era anche il primo memory di Dario Benini, oggi andava fatta, anzi la mia vittoria di oggi la dedico a lui, che era un amico intimo, e al mio ex presidente della Pennelli Cinghiale, Bruno Sogliani, che è mancato questa settimana, e allora sono due persone che tenevo tantissimo e sono contento di aver vinto per loro oggi. Allora Michela, ti abbiamo visto all'arrivo in una maschera di fango, com'è stata oggi? È stata divertente, bella, bagnata, infangata, bel percorso però bello infangato. La decisione di annullare qualche tratto del Rockall, come l'hai presa? Bene, allora diciamo che era divertente, si era asciutto naturalmente e immagino che, visto che comunque diventava un po' pericoloso, giustamente Pasino ha deciso di tagliare il percorso e modificarlo per l'incolumità di tutti, dai, però divertente. Ti stiamo vedendo sempre più spesso sui campi gara? Sì, su questi sì, ho deciso anche quest'anno di fare tutto il circuito e è comunque un circuito divertente, bello. Allora una Anna Ongaro in grande forma, in una forma strepitosa, oggi qui a Rockall, com'è stata? È stata una bella gara, bagnata, molto bagnata, però dai, tutto sommato non male. Purtroppo hanno tagliato dei pezzi del Rockall, che è un punto bello e che dava anche abbastanza spettacolo, però d'altronde era giusto così, c'erano dei tratti abbastanza pericolosi e l'organizzazione ha deciso di aiutarci in questo modo. Stai attraversando un periodo di forma bellissimo, com'è? Sto molto bene, ho iniziato la stagione benissimo e non posso lamentarmi assolutamente. Mi dispiace per la città di Brescia, che purtroppo per una foratura mi ha costretto ad arrivare arrancando, però ci sono arrivata e lì avevo proprio una gamba buonissima. Peccato, dai, sarà per i prossimi appuntamenti e vediamo, la stagione è ancora molto lunga. Facciamo un complimento a Pasino? Complimenti Pasino, le tue gare sono sempre strepitose e danno sempre veramente un bellissimo spettacolo. E volevo salutare tantissimo la mia amica Simona Cè, che è riuscita ad arrivare fino in fondo, ma purtroppo ha avuto un malore e adesso è in ospedale. L'abbraccio tantissimo, Simona, in bocca al lupo! Fatta, l'abbiamo portata a casa questa gara, nonostante il tempo abbia remato contro di voi, ragazzi, l'avete portata a casa. Ce l'abbiamo fatta, dai, grazie a Dio. Dispiace solo per qualcuno che ha avuto qualche problemino
Dispiace anche perché la Simona c'è, ha avuto un problema, speriamo non serio, al pronto soccorso e speriamo in bene, gli faccio tanti auguri che vada tutto per il meglio. Penso che di aver salvato il salvabile, nel senso che sul Rockall dopo il primo giro era impossibile, quindi più di così io non so cosa pensano gli altri, cosa pensano chi ha corso. Però spero che abbiano gradito tutto quello che io ho fatto, perché più di così sinceramente non si poteva fare, cioè più di così bisognava prendere le biciclette, metterle in macchina e andare a casa, perché non lo so. Chi ha corso possiamo direttamente chiederlo a Cristian, perché la gara l'hai fatta, quindi la modifica sul Rockall dopo il passaggio del lancio è stata apprezzata oppure no? Sì, secondo me sì, l'hanno apprezzata un po' tutti. Ma io penso che vedendo un po' i pareri dei corridori che si siano divertiti, perché comunque nei boschetti con un po' di traversi così riuscivi ad andare, l'importante è il divertimento, poi come diceva lui l'importante è che Simona non si sia fatta niente, che si riprenda, poi li vedo tutti contenti, alla fine hanno portato a casa tutti la pelle, quello che conta. Allora, abbiamo rispettato la sicurezza. Io e lui ancora quest'anno ce l'abbiamo fatta. Ecco, c'è da dire, io e lui soli, porca miseria. Soli. Quanti giorni è che state lavorando a questa gara? Una vita, 2 mesi. E gli ultimi 15 giorni sono valsi come un paio d'anni. Sì, quasi. L'ultima settimana per 10 anni addirittura. Però la soddisfazione ve l'ha portata a Vabbè, casa. dai, la soddisfazione adesso tutto bene, adesso ci sono i premi, finiamo tutto in bellezza e basta. Grazie a tutti, grazie di aver partecipato, grazie a voi che ci supportate e l'amico Battista Meriso a volte mi sopporta. MTB Channel sempre MTB Channel, per forza, non lo possiamo più lasciare, è come la mia morosa, uguale. Non diciamo alla tua moglie che hai una morosa così ingombrante, però. Vabbè dai, però ingombrante, ma dai anche simpatico a volte. MTB Channel allora sempre, assolutamente sì, non possiamo fare senza. E allora l'anno prossimo si aumenta la cifra. 210 euro. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici
è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.